Luca Zaia, il governatore più amato dai suoi governati, come dice una recente analisi di Data Monitor, quindi una grande responsabilità, complimenti per questo successo. Buongiorno. Grazie. Complimenti li facciamo ai veneti. Senta, allora, per quanto riguarda il ruolo delle regioni, a voi passa la patata bollente degli ambulatori da riorganizzare, il governo dice facciamolo, ma dice che lo dovete fare voi, quindi a questo punto ci si chiede le risorse, se ci sono, e poi insomma c'è chi cammina più veloce degli altri, quindi quanto tempo ci vorrà per avere questi ambulatori dove potremo andare? Ma guardi, noi stiamo aspettando ancora seduti lungo la riva del fiume, perché tutte queste robe, queste novità che il governo ieri sera, stanotte, ha messo nero su bianco, il Veneto ce le ha già. La medicina di gruppo e pensare di avere i medici disponibili 24 su 24 non l'abbiamo già fatto, in accordo con i medici di base veneti, per cui in piena sintonia, anzi va anche sottolineato questo senso di grande responsabilità. Come funziona il modello Veneto? Ma funziona che la Regione ha voluto fare un investimento e fare in modo che al pronto soccorso ci arrivi direttamente, solo ed esclusivamente, una volta che saremo a regime, abbiamo già 21 piani aziendali specifici, a regime saremo entro il 2013, è già iniziato il processo, che ci sia una reperibilità H24 in modo tale che il cittadino sul territorio, se ha male a un'unghia incarnita di notte, non si presenti a intasarmi il pronto soccorso, ma valorizzi quelle professionalità che abbiamo. Stiamo parlando dei pediatri e dei medici di base. Ecco, quindi questa per noi non è una novità, anzi ben venga questa idea, lo dico senza retaggi culturali o retropensieri, perché questo vuol dire anche dare una modernità alla sanità italiana. Quanti ne avete già in funzione? Guardi, noi abbiamo 21 piani specifici aziendali che sono oltre 21 ULS. Siamo già partiti. Peraltro è una filosofia, una cultura che il Veneto sposa da sempre, che è quella di una massima sinergia con i medici di base, che sono un po' gli avamposto, che sono coloro che comunque tengono i rapporti con i cittadini. Per noi il progetto è a regime chiuso entro il 2013, per cui qui ci mettiamo il timbro, l'ho scritto fatto, quindi questo articolo del DL non ci interessa. Per quanto riguarda il resto? Guardi, per quanto riguarda il resto, noi abbiamo già il fascicolo digitale. I nostri cittadini, penso in Veneto, possono tranquillamente guardarsi i referti via computer e quindi in maniera molto tecnologica. Questo naturalmente per quanto riguarda il pubblico, Sì, stiamo parlando del pubblico. Sarà interamente realizzato entro 3 anni, ovviamente grazie al lavoro di un consorzio. Se qualcuno vuole andare a guardarselo su internet è arsenal.it. Tra tutte le ULS venete il discorso del fascicolo sanitario elettronico. Abbiamo peraltro, le do un dato, il fascicolo sanitario digitale che ci è costato 12 milioni di euro, ci farà risparmiare, appunto tramite questi progetti, 215 milioni di euro all'anno, il che non vuol dire che non cureremo più i cittadini. Qualcuno vuol dire, ma questa è una magia, 12 milioni e ne risparmiate 2,15. Se traspongo questo risparmio sulle regioni italiane, 1,5 miliardi di euro si risparmiano. Paolo Russo, giornalista della Stampa. Sì, governatore Zaia, buongiorno. Lei che è chiaramente un politico di professione. No, io sono un amministratore di professione, non dica politico per carità, io ho sempre amministrato in vita mia. Ecco, ma voi da un lato, soprattutto nelle campagne elettorali continuate a battere il tasto della politica, deve fare un passo indietro dalla gestione della sanità, eccetera. Però poi tempo fa proprio le regioni sono andate a una commissione parlamentare di inchiesta, hanno presentato un documento dove si parla addirittura di fidelizzare i primari medici alla politica. Ma siete disponibili veramente a fare un passo indietro sulla gestione della sanità, iniziando per esempio a stabilire il principio che i manager delle ASL restano o vengono revocati esclusivamente in base ai risultati e non al cambio di colore politico delle giunte? Zaia. Guardi, la ringrazio dottore per questa domanda. In Veneto è già così da quando ci sono io. Peraltro devo anche dirle, e se qualcuno vuole i dati me li può richiedere, io dovrò nominare i nuovi direttori generali entro fine anno. E in tempi non sospetti ho avviato tutta una serie di deliberazioni per incaricare una società di cacciatori di test. Perché poi sa, quando le cose non funzionano non è che vanno dal giornalista o vanno dal notabile di turno, vanno dal presidente della regione e tutti si incazzano. Per cui si figuri se io non ho interesse a nominare manager degni di questo nome. Quindi ben venga questa norma, a lei piace questa?
No, guardi, io le dico, in Veneto i direttori generali, noi abbiamo raccolto 277 curriculum, ho consegnato il plico a una autorevole società di cacciatori di teste, voglio che sia fatta un'analisi di tutti i colloqui e poi mi verrà data una rosa all'interno della quale sceglierò. Presidente, poi la lascio andare perché so che c'è il Capo dello Stato che l'aspetta, ma quello che le vorrei chiedere a questo punto, lei parla per sé e con giusto orgoglio dice fatto, 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 ma lei conosce bene anche i suoi colleghi presidenti delle altre regioni, valutandolo a livello nazionale e una valutazione politica a questo punto gliela chiedo, crede che queste norme marceranno facilmente? Guardi, le faccio un esempio, io ho fatto una battaglia per mantenere il 12% di succo di frutta vera nelle bibite, no? Ero ministro e lì c'erano emendamenti per portarla a zero o lì vicino in modo tale che... Adesso c'è l'obbligo del 20 però. Adesso c'è l'obbligo del 20, questo è un grande successo. Dico che in Parlamento può accadere di tutto, però il fatto che ad esempio si dica che non è più il 12 ma il 20, secondo me questo è un grande segnale, anche perché il cittadino ha l'illusione di bere bibite con la frutta ma la frutta non c'è. E così vale per altre cose. Prima diceva il dottor Russo dei primari, guardi, io sono estremamente convinto che i primari debbano essere scelti in base alla loro personalità, punto. Il fatto che qualcuno dica debbano essere scelti dalla politica, questa è un'immonda schifezza, ma non glielo dico perché sono alla radio. È che è difficile poi cercare una situazione di equilibrio, ma non intendo con la politica, perché se noi facessimo scegliere il primario di una determinata specie, cito l'esempio, al consesso dei primari della mia regione, sarà inevitabile ad esempio che non sarà un primario da fuori, no? Magari una grande professionalità potrebbe venire anche da fuori la regione. Sì. Non è facile, perché penso che comunque ci deve essere una selezione seria, professionale, dopodiché il direttore generale sceglierà in base poi a quanto dovrà rispondere. Tra l'altro adesso abbiamo fra pochissimo anche la voce dei medici ospedalieri. Presidente Zaia, io la saluto, so appunto, ho detto, lei incontrerà fra poco il Capo dello Stato, anche su queste questioni o è un'altra cosa? Noi dello Stato vogliamo parlare solo ed esclusivamente di federalismo e autonomia, il Veneto ne ha le scatole piene. La saluto. Grazie, buongiorno. Grazie Zaia, saluto a questo punto.